Eder. Mac. Pallister. Liliana frequentava la piscina del rione. No, non è il marito a dirlo, non è Claudio né Gabriella né Salvo, ma Iva la fruttivendola. Più precisamente una sua cliente. Sabato scorso una mia cliente mi ha raccontato che nel rione di San Giovanni era scomparsa una signora che frequentava la piscina di quel rione. Ora, questo piccolo, ma importante dettaglio non è mai stato approfondito nel corso delle indagini. Quando? Da sola o con chi Liliana frequentava la piscina del rione? Perché le persone a lei più prossime non hanno mai riferito della frequentazione della donna alla piscina del rione? Possibile che nessuno tra loro lo sapesse? Possibile che dovesse essere un altro dettaglio della vita di Liliana da tenere nascosto e taciuto? E poi perché? Se ciò non fosse vero, che motivo aveva la cliente di Iva a focalizzare l'attenzione sulla frequentazione di Liliana presso la piscina del rione? Perché questa donna non si è mai fatta avanti, nel corso di questi 2 anni, quantomeno per riferire dettagli ed elementi che sarebbero stati utili e importanti per le indagini? A 2 anni di distanza dalla morte di Liliana, ancora troppi punti interrogativi e domande senza risposta. Nessuno può sapere meglio di Iva se Liliana frequentasse la piscina perché l'attività commerciale di Iva si trovava a soli 60 metri dalla piscina. Torniamo un attimo ai cassonetti in cui, scesa da via Damiano Chiesa, Liliana ha gettato la spazzatura. 210 metri soltanto la separano dall'avvistamento fatto da un autobus che la riprenderà sulle strisce pedonali di Piazzale Gioberti. 210 metri che dovrebbero essere percorsi in circa 3 minuti. Liliana avrebbe dovuto quindi essere lì alle 8:46. Liliana invece raggiungerà questo punto alle 8:50 tenendo una media incredibile, cioè 1,8 km orari, praticamente ferma. 210 metri percorsi tra le 8:43:27 e le 8:50:25, un tempo lunghissimo, giustificabile solo con una sosta. Ed ecco l'importanza quindi della prima parte del video, perché come molti di voi ormai sanno, perché conoscono benissimo quella zona di Trieste, la piscina di cui si parla si trova proprio a metà strada tra i Cassonetti e Piazzale Gioberti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.